A Generugi dal 1965 Giovanna Murgia ha una rivendita di bombole in via dell'Abbazia e sì. sia commerciante sia residente. Qual è l'aria che tira nel rione? Poca sicurezza, non ci sono vigili urbani in zona, uno alla volta quando si vedono. Voi vi trovate tra l'altro in via dell'Abbazia, che è una strada dove passano molte auto ogni giorno. Sì, moltissime, e di corsa pure. Ci sono incidenti in questa via, Sì, noi lo sappiamo, lo riportiamo a livello di cronaca. Sì, in via dell'Abbazia ne è capitato anche uno qui in via Nizza, angolo via dell'Abbazia, perché non so se chi sia il colpevole, non lo so, però è capitato. Si corre molto, quindi Sì, le di automobili. giorno e di notte. Lei è qui dal 1965, quindi da tantissimi anni. Ha perso il conto di incidenti. No, non li ho contati. Non li ha contati. A Generugi ci sono anche altre pecche. Voi avete detto appunto l'assenza di vigili. Di vigili, sì, questo sì, ma io siccome sono in negozio non mi accorgo quanti incidenti, se capitano proprio davanti nella mia strada me ne accorgo, ma se no non mi accorgo di niente. Lei comunque, essendo una residente che abita in via dell'Abbazia, ha comunque un po' di timore magari ad attraversare la Sì, strada. la sera bisogna chiuderci in casa, in negozio, perché si ha paura con tutti questi extracomunitari che circolano, si ha paura della propria sicurezza. Quali suggerimenti lei si sente di dare alle istituzioni, al comune? I consigli sarebbero avere almeno due vigili urbani in quartiere, perché uno sarebbe poco. Per quanto riguarda la viabilità? Beh, ci vuole qui un vigile, in via dell'Abbazia ci vorrebbe un vigile fisso perché corrono troppo, c'è troppa velocità con i mezzi.